Benvenuti, bentrovati, il nuovo appuntamento giornaliero di venetoglobe.com, la nostra web e vostra web TV per quanto riguarda l'angolo dedicato al mondo dello sport, anche e soprattutto sul digitale terrestre. Ci trovate sul canale 95 di Caffè TV 24 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, ogni sera in onda alle 19:40, 19:45 circa, nella seconda parte di serata e poi in replica nella prima parte della mattinata. Vediamo subito le principali notizie anche per oggi. Cominciamo dalla pallanuoto, perché in evidenza sia quella maschile sia quella femminile, sette bello e sette rosa, agli europei di Budapest. Mercoledì, domani, il sette bello giocherà nei quarti di finale contro Montenegro. Il sette rosa invece ha battuto 18-6 l'altra sera la Francia e nei quarti di finale affronterà la temibile Russia. Andiamo a parlare di tennis, perché a Melbourne l'Australian Open vede il nostro giovanissimo Sinner vincere ed andare avanti nella competizione. Vittoria importante per lui. Djokovic, eccolo qui, fa 900 match, mentre Shapovalov va KO nell'incontro che ha giocato ieri. Coppe nel basket con l'Eurocup che vede in campo Trento Virtus Bologna, mentre Venezia, l'Umana Reyer Venezia, giocherà a Patrasso in Grecia. Andiamo in Champions, dove Brindisi ospita il PAOK di Salonicco, mentre domani c'è Sassari di Pozzecco contro Strasburgo, si gioca in Francia. Andiamo a parlare di TVB, andiamo a parlare sempre di pallacanestro, ma per quanto riguarda le nostre vicissitudini, TVB De Longhi Treviso, un pochino in crisi, sabato ha perduto contro Cremona per 84-94. In testa c'è sempre la Virtus Bologna, seguita da Sassari. Il prossimo turno per Treviso è in trasferta a Pistoia ed è un turno anche questo piuttosto insidioso. Intanto Gracis, il direttore sportivo, è tornato sul mercato e si è mosso immediatamente. Ha portato a casa un nuovo giocatore, un portoghese, proviene da Capoverde, Ivan Almeida, ala di 30 anni per 198 centimetri. Si pensa e si spera che possa fare ulteriore differenza nella TVB. Pallavolo con il maschile che domani ritorna, ci torna domani e giovedì nei quarti di finale di Coppa Italia, maschile appunto in gara secca. Tra l'altro c'è anche Padova a cercare fortuna, giocherà a Perugia contro Perugia. Final Four fissata il 22 ed il 23 febbraio a Casalecchio sul Reno. Limoco invece per la pallavolo femminile in casa anche domani sera per la Coppa contro le rumene dell'Alba Blasi. Intanto è stata ufficializzata la finale scudetto donne che si giocherà il 9 maggio a Trieste e stabiliti anche i quarti di finale per quanto riguarda la Coppa Italia, che è il prossimo appuntamento, quello più vicino per le ragazze di Santarelli. Si giocherà il 29 gennaio alle 20:30 al Palaverde Moco Chiari, poi Final Four a Busto Arsizio sabato 1 febbraio e domenica 2 invece la finalissima fissata per le ore 18. Lasciamo la pallavolo maschile e femminile e passiamo al rugby con i Leoni del Benetton che hanno perduto sabato scorso contro Leinster per 18-0, salutando così definitivamente la Champion Cups e ora si concentreranno soltanto sul Pro 14. Ma andiamo a sentire Stein subito dopo la gara contro Leinster. Stein, una bella partita nonostante tutto, soprattutto un bel primo tempo. Sì, sicuramente abbiamo fatto un bel primo tempo, però poteva essere un gioco un po' diverso se abbiamo riuscito a fare qualche punti, perché comunque abbiamo messo tantissima pressione per 20 minuti, eravamo dentro i 22 di loro e sarebbe stato fondamentale di fare i punti lì. Non abbiamo avuto voglia neanche di andare per i pali, noi volevamo proprio mettere quella pressione in touche e mischia e secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo messo pressione, purtroppo non abbiamo segnato, però c'è piccole cose da sistemare e da migliorare. Adesso arriva una pausa, farà bene?
Sì, sì, sicuramente ci sono tanti positivi, quindi almeno andiamo dentro una pausa come squadra con positività e con voglia di tornare e ricominciare da dove abbiamo fermato. Ci vuole anche un stacco, sai che adesso abbiamo fatto 11 o 14, non mi ricordo, 14 settimane consecutivo, è duro, è pesante, ogni settimana ci siamo lì a prendere botte, è quello che facciamo, però ci vuole un piccolo pausa. Sono sicuro che tutti i giocatori tornano più fresco e con tanta voglia di fare bene di nuovo. Potrà essere una cosa migliore pensare soltanto al Pro 14 e non anche alla Champions adesso? Ma per dirti la verità, dentro il gruppo, dentro la squadra, non c'è questi pensieri che stiamo giocando questo campionato e poi quello. Ogni partita lo affrontiamo come una partita fondamentale e molto importante. Questa è la bella sensazione che abbiamo in squadra, è una cosa molto importante. Per giocare sempre bene dobbiamo affrontare ogni partita, nonostante la classifica o la qualità della squadra che hai avanti, di fare bene. Qualità la si è vista oggi con l'Leicester, la squadra più forte d'Europa sicuramente. Sì, loro hanno scelto una squadra anche molto forte, è praticamente la nazionale irlandese, diciamo, e secondo me, nonostante il risultato, dobbiamo stare positivi, sia noi come giocatori che la società, staff e anche i tifosi, perché è stata una partita bellissima, secondo me, secondo il mio parere. E abbiamo messo le migliori squadre in Europa in difficoltà. Ieri abbiamo parlato in squadra di cosa accende quel fuoco dentro ogni giocatore e secondo me siamo trovati oggi e abbiamo fatto vedere che noi non abbiamo paura, non tiriamo mai indietro e abbiamo voglia di affrontare anche i migliori al mondo. Questo Stein e le nostre immagini che sono andate a scandagliare vicinissimo appunto alcune azioni molto dure, molto belle di questa gara. Stein tra l'altro è un nazionale ed è partita l'avventura della nazionale di Smith, il nuovo commissario tecnico, che ha scelto tra l'altro il nuovo capitano. Sembrava dovesse essere il trevigiano Tommy Allan, invece fascia sul braccio a Bigi delle Zebre. Ma vediamo il filmato del raduno che è iniziato ieri con l'arrivo, tra l'altro c'è stata la convocazione di Rizzi e di Pettinelli, quindi sono 17 mi pare i leoni convocati in azzurro. Vediamo il servizio. È partita insomma la nuova nazionale di Smith che dovrà confrontarsi con il prossimo 6 nazioni. Passiamo al calcio, funesto purtroppo la notizia, il calcio ieri ha salutato questo grande uomo, Pietruzzo Anastasi come veniva chiamato, grande folla ai funerali tra lacrime ed accuse soprattutto, niente omaggio in Serie A, non si è fermata la Serie A, è stata veramente una vergogna con la polemica scaturita. Parliamo proprio di Serie A. Ieri si è chiusa la giornata con il posticipo con l'Atalanta che ha perduto sul proprio campo per 2-1 contro la Spal e per la compagine di Semplici ha espugnato Bergamo con una grande prestazione naturalmente anche di Petagna. Gasperini ha detto che se Petagna giocasse sempre contro l'Atalanta sarebbe uno dei migliori giocatori al mondo. Venerdì 24 gennaio, prossimo appuntamento, si scende nuovamente in campo, Brescia-Milan, sabato 25 gennaio Spal-Bologna, Fiorentina-Genoa, Torino-Atalanta, poi il turno domenica e il posticipo lunedì.
Intanto questa sera partono i quarti di finale di Coppa Italia e il povero Napoli, perché è il caso proprio di dirlo, insomma, l'ha portato in ritiro Gattuso. Napoli contro Lazio. Lazio è una delle squadre più in forma in questo momento. Vedremo al San Paolo di Napoli che cosa succederà. Ore 20:45, secondo me partita da non perdere. In Serie B le Venete friulane con Frosinone e Pordenone che pareggiano 2-2, quindi le friulane più che bene. Cremonese Venezia 0-0, Chievo batte Perugia 2-0 e Spezia Cittadella 1-1. A Cosenza ancora polemiche per un gol fantasma. Ieri sera è passato il crotone del trevigiano Alex Cordaz, se ne va intanto, vince 1-0 il crotone, salta la panchina del Pescara, se ne va Zauri, contattati Pillon, che era stato già allenatore, poi Marino e Di Biagio. Ad Empoli invece lanciato l'ultimatum a Muzzi. Piacenza-Triestina, siamo sulla Serie C, è terminata ieri sera 2-1 con la vittoria in trasferta della Triestina di Milanese. Il Padova conferma di aver esonerato Sullo e ritrova Mandorlini. Tra l'altro Mandorlini si ritrova anche in campo e si ritrova in squadra il figlio. Domani si ritorna in campo con Südtirol Vis Pesaro, Padova Virtus Verona, Vicenza Modena, Gubbio Triestina e Piacenza Arzignano. Andiamo in Serie D con una quarta giornata di ritorno del campionato che non ha sconvolto l'alta classifica. Campodarsego che rimane lì dopo il pareggio contro l'Este per 2-2, il Montebelluna che riesce a pareggiare a Cartigliano per 1-1. In eccellenza il Giorgione si rifà, va a vincere contro la Belfiorese per 2-1, mentre nel girone B che seguiamo interessante è stata sicuramente la gara Porto Mansuè Union QDP terminata 4-0 e oggi abbiamo ai nostri microfoni Stefano Andretta, il tecnico del Porto Mansuè. 4-0, Andretta, non c'è poco da dire, partita c'è stata fino, io ho detto in telecronaca diretta fino al 2-0, loro ci hanno creduto ancora, provavano, però poi finita. Sì, non era facile interpretarla nel giusto modo perché comunque sapevamo per nessuno delle due. Noi sapendo che dovevamo imporre gioco contro una squadra che si sarebbe chiusa in maniera importante, però già da subito avevo la sensazione che oggi c'eravamo, nel senso che anche se è stata equilibrata magari i primi quarto d'ora 20 minuti, però riuscivamo a muovere bene palla, a coprire tutti gli spazi e finalmente la squadra secondo me si è espressa in maniera importante per 90 minuti e credo che sia un risultato che al di là delle qualità individuali sia stato proprio un risultato di squadra attraverso un gioco provato per cercare di mettere in difficoltà loro sapendo che giocavano a 5 e secondo me è stata fatta una bella partita veramente. Sì, è stata fatta una bella partita, resta un po' quell'amaro di quel periodo, insomma, dove perché se fosse andato tutto liscio saresti lì davanti. Sì, il rammarico è proprio quello, però credo che anche lì non sia stato un po' frutto del caso, perché il periodo negativo è coinciso con la qualificazione di Coppa a Pieve dove abbiamo purtroppo rimesso sia in termini di squalifica che in termini di infortuni e ci siamo trascinati avanti sfruttando in tutti i modi i giocatori che in quel momento lì erano disponibili e quindi abbiamo che abbiamo consumato troppe energie a troppi giocatori in maniera esagerata e dopo per fortuna abbiamo recuperato sia gli squalificati che gli infortunati e adesso è un periodo che riusciamo a allenarci in maniera costante e quindi è un peccato per quello, ma credo che avremo tempo per riprenderci. Ho visto lo Stefano Andretta che conosco quando hai richiamato Ton perché gli hai detto siamo noi che stiamo facendoli giocare perché siamo fermi e poi Gnago cosa gli hai detto quando ha sbagliato il rigore? No, il rigore no, perché il rigore ci sta, solo chi batte il rigore lo può sbagliare. No, per l'ammonizione? No, gli ho detto per l'occasione che ha fregato fuori gioco, perché lì aveva la chiara possibilità di guardare la linea e si è fatto attrarre dalla porta senza guardare il posizionamento degli avversari e lì è un'occasione importante che se fossimo stati in equilibrio a livello di risultato avrebbe pesato e lì mi sono un po' arrabbiato. Andiamo avanti.
Questo Stefano Andretta, vi ricordo che alle 20 questa sera sul canale di YouTube di Streaming Sport, che è un po' il canale sportivo di Veneto Globe, avrete la possibilità di vedere la puntata di Tutto Dilettanti a tutto campo condotta dal collega Riccardo Bonvicini. Per quanto riguarda il basket andiamo a parlare di Ponzano, che scusatemi torna alla vittoria per 68-60 contro Vicenza, ma soprattutto volevo porre l'attenzione sulla Ruker Sanve, perché abbiamo Tommaso Gatto al termine di questa partita contro Monfalcone che è stata un po' turbolenta. Sentiamo prima l'intervista. Non è stata una partita facile, ma lo sapevamo bene, sapevamo loro che tipo di squadra erano e l'hanno dimostrato. Noi male l'abbiamo approcciata non nel modo giusto, solo questo. Ho visto che comunque quando sei entrato in campo hai dato parecchia energia, hai trovato anche canestri della lunga distanza che ti hanno dato un po' fiducia, hai giocato ottimi minuti in campo, vi hanno un po' portato sul loro terreno, forse questa è un po' l'unica piccola critica che possiamo permetterci, vi hanno portato nel terreno un po' della rissa, della partita sporca e lì è difficile uscirne. Sì, io in primis ho sbagliato, avete visto appunto cosa è successo. Lo sapevamo che era una squadra di questo genere, noi polli a farci cogliere impreparati da questo punto di vista. Fa bene a dire Tommaso, vediamo le immagini magari in sottofondo così di questa rissa o insomma, queste parole che sono volate a fine partita, soprattutto mi pare da Tassinari che rischia parecchio adesso con la decisione dell'arbitro. Ecco, qui nel finale di partita vedete ci si ferma e ci sono gli applausi ironici, eccolo qui, di Tassinari verso uno dei due arbitri e questo costerà sicuramente qualche giornata di squalifica. Poi Tassinari viene allontanato dall'arbitro, vedete Tassinari non ne vuole sapere, arriva anche a Mian che manda via i suoi giocatori, ci parla lui, però la frittata ormai è stata fatta. Mi pare che Tassinari, se anche aveva ragione, insomma, ha avuto questo comportamento un po' così da condannare, diciamo, come aveva detto Tommaso Gatto, polli a farsi trascinare in questo tipo di partita. È tutto, ci fermiamo qui, noi ci risentiamo domani, altra puntata con venetoglobe.com e con Caffè TV 24.